Stiamo per entrare nello stand di Zorzetti's, che è un'azienda friulana, precisamente Colli Orientali del Friuli e più precisamente Spessa di Cividale. Abbiamo assaggiato della linea base il Friulano 2016, che si presenta molto fresco, molto minerale, è un prodotto veramente piacevole e con delle ottime aspettative. E poi abbiamo assaggiato un Friulano Mio, che è la linea alta ed è un prodotto grandioso, non delude le aspettative. In confronto anche con un Mio Friulano 2012, gran prodotto già di qualche anno fa, che si conferma con una longevità impressionante. Abbiamo poi assaggiato dei rossi, lo Schioppettino e del Pignolo, che sono due autoctoni della zona, e anche questi non hanno deluso le attese e si sono rivelati, specialmente il Pignolo, come dei grandissimi rossi, veramente impressionanti. Abbiamo concluso con dei vini dolci, un Verduzzo Friulano Passito e un Pignolo, il quale ha sorpreso, l'abbiamo bevuto in abbinamento a degli strucchi, che sono dei dolcetti simili a delle mini gubane tipici friulani. L'abbinamento ovviamente era azzeccato e il vino è eccezionale, sicuramente da prendere, sicuramente da assaggiare. Zorzetti's è una famiglia, in primis, che produce vino nei colli orientali del Friuli, esattamente a Spessa di Cividale, da generazioni. Al Vinitaly abbiamo portato i bianchi della linea classica, l'annata 2016, che è appena stata imbottigliata. Frutto maturo, vini già pronti, meno acidità, comunque dei bianchi molto profumati, ma lì abbiamo lavorato bene in cantina per mantenere i profumi, gli aromi. Una bella annata, già pronta per la beva. E oltre a questo dei vitigni tipo lo Schioppettino, il Refosco, rossi autoctoni, che invece sono invecchiati, e quest'anno ad esempio il Pignolo abbiamo presentato il 2011, che anche se invecchia ancora di più, ha bisogno ancora di qualche anno di maturità, però è già molto buono.